Buongiorno a tutti, buon martedì, benvenuti a questa nuova edizione del TG Rosso Blu. Iniziamo l'edizione odierna del 12 di gennaio 2021 parlando dei dati sul coronavirus, come sempre, come mai ci accapita da tempo. Sono diventati in Sardegna 34.025 i casi di positività al Covid. Nell'ultimo aggiornamento dell'unità di crisi regionale sono stati rilevati 231 nuovi casi. Si registrano altri 8 decessi, salgono dunque a 836 e in totale sono stati eseguiti poco più di 510.000 tamponi, con un incremento di 2.431 test. Sono invece 517 i pazienti attualmente ricoverati in ospedale in reparti non intensivi, mentre sono 48 quelli in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 16.692. Il dato progressivo dei casi positivi comprende 15.560 pazienti guariti più altri 372 guariti clinicamente. Sul territorio, dei 34.025 casi positivi complessivamente accertati, 7.733 sono stati rilevati nella città metropolitana di Cagliari, 5.565 nel Sud Sardegna, 2.746 a Oristano, 6.912 a Nuoro e 11.069 a Sassari. Ed esce l'album della colonna sonora di Deinas, Quadri della Sardegna Pagana, lo spettacolo della compagnia Il Crogiuolo, scritto e diretto da Rita Azzeni, ancora in divenire tra nuraghi e reperti archeologici che prestano la scena all'azione secondo i tempi dettati dalle imposizioni anti-Covid. 8 brani composti e suonati da Stella Veloce e Machica, ovvero Carlo Spiga, con la partecipazione di Clara Murtas, registrati tra Sardegna, Roma e Berlino negli scorsi mesi. Seguendo le indicazioni e i passaggi della sceneggiatura dello spettacolo, i brani sono il frutto di un lavoro di ricongiunzione tra musica tradizionale sarda e le diverse esperienze musicali di Veloce e Spiga, fatte di bordoni oscuri rumorosi, suoni ambientali ed esperimenti elettroacustici. Un intreccio dinamico da cui nascono canzoni vere e proprie, come nella ballata frammentaria Sopu, riadattamento di un antico canto di lavoro. Entrambi i musicisti, per ereditarietà o affinità, hanno una connessione personale col repertorio e strumenti popolari. Le voci, i suoni di Leonidas e le chitarre fluiscono naturalmente tra synth e drum machine come nel ballu o nella titu, convivendo con i mutettus cantati all'aperto, accompagnati solo dal suono delle cicale. La voce protagonista della maggior parte dei brani è quella di Clara Murtas, interprete di riferimento della musica popolare sarda. Il suo lavoro di rivisitazione, per esempio con il Canzoniere del Lazio, ha sicuramente ispirato la concezione di questo lavoro. Rita Azzeri, ideatrice dell'intero progetto, finanziato dalla Regione e Fondazione di Sardegna, è presente in un cameo nel primo brano dell'album. Il disco può essere acquistato sia in formato digitale che in CD inviando una mail a ilcrogiuolo@gmail.com o a breve accedendo al sito del progetto MDA Lab Migrazioni d'Arte Intrecci tra Culture nel Teatro di Domani all'indirizzo internet www.mda-lab.com. Cambiamo decisamente argomento e parliamo del piano casa perché ci sono degli incrementi volumetrici negli hotel permessi, ma solo oltre i 300 metri dalla battigia, e quanto previsto dall'articolo 3 del disegno di legge su piano casa, appunto, passato ieri in Consiglio regionale. L'aumento è consentito sino al 50% dell'esistente ed è così ripartito. Il 25% è riservato all'adeguamento di camere a standard internazionali, il 15% all'incremento del numero delle stanze, il 10% al miglioramento del livello di classificazione della struttura ricettiva. In alternativa a ognuno di questi 3 punti è permesso, ma sempre fino alla concorrenza del 50% dell'esistente, anche l'ampliamento delle onne degli alberghi e degli spazi comuni nelle comunità alloggio, in strutture sociosanitarie. Nel testo uscito dalla Commissione, quest'ultima misura era motivata con riferimento all'emergenza Covid, poi eliminato in aula. Sempre fino alla concorrenza del 50% dell'esistente è previsto un ulteriore aumento di volumi del 10%,
così suddiviso. Il 5% se l'intervento determina efficientamento energetico, il 3% se si realizzano tetti verdi o giardini verticali, il 2% se l'intervento include soluzioni per il riutilizzo di acque meteoriche e reflue. Ai fini della destagionalizzazione, l'articolo dà la possibilità di chiudere le verande degli hotel con elementi amovibili per non più di 240 giorni. Inoltre sono consentite le coperture delle piscine sempre con strutture amovibili. È consentita anche la compravendita di crediti volumetrici tra strutture non distanti fra di loro più di 300 metri. Via libera anche all'articolo 4 sul recupero con l'incremento volumetrico dei cosiddetti sottotetti esistenti. Si chiama club di prodotto e per affermare un territorio ad alto potenziale in un mercato turistico estremamente concorrenziale, favorendo crescite e alleanze degli operatori per trasformare un'area geografica ricca di attrattive in una destinazione turistica con servizi adeguati ed esperienze diversificate in base a domanda e peculiarità della zona. A lanciare questa sfida è il GAL del Logudoro, una regione storica della Sardegna settentrionale a vocazione rurale ma con un vastissimo patrimonio culturale, storico, archeologico, artigianale e naturale. Il GAL, che è acronimo di Gruppo di Azione Locale, allea soggetti pubblici e privati con missione dello sviluppo socio-economico del territorio di riferimento. Il progetto punta alla creazione di prodotti turistici, superando lo spontaneismo che ha sin qui caratterizzato gli sforzi dei privati, attraverso la definizione di un'offerta mirata, organica e tematizzata. Lo ha fatto con un team di esperti guidati da Joseph Ejarche, professionista di lungo corso del Destination Marketing e Destination Management, di cui si occupa anche a livello accademico, protagonista di molte iniziative pubblico-private in Sardegna, dopo le esperienze maturate, tra le altre, a Barcellona e Torino. Turismo attivo, enogastronomico, culturale, religioso, lento. Gli ambiti su cui puntare sono molti e necessitano di vari club di prodotto, occasione per le aziende dell'accoglienza per riqualificare strutture e servizi in funzione di nuove domande e nuove motivazioni di viaggio. C'è differenza fra attrattiva turistica e prodotto turistico, spiega Ejarche. La prima consiste nelle ricchezze oggettive del territorio, il secondo è invece l'offerta nel suo insieme, con i servizi che ne permettano la fruizione. L'offerta è quel che spesso manca nei territori della Sardegna, dove la lontananza dal mare non ha favorito l'elaborazione di azioni strategiche, affidando la promozione al coraggio dei privati. Una proposta turistica di successo nasce da una logica di rete. Un soggetto da solo offre un servizio e tutti insieme garantiscono il prodotto. Questo è il leitmotiv del GAL e degli esperti. Paesaggio, piste ciclabili, percorsi boschivi, per esempio, sono fruibili grazie alla facilità dei collegamenti stradali. Questo è il punto, mentre l'accessibilità deriva dalla capacità di portare il prodotto nel mercato. Voltiamo pagina e parliamo di una nomina importante, perché Maria Antonietta Mongiu entra a far parte del consiglio di amministrazione del Museo Archeologico di Cagliari, dotato un anno fa di autonomia gestionale e scientifica. Insieme al neodirettore Francesco Muscolino, che dovrà decidere le prossime linee di sviluppo, il ministro per i beni e attività culturali Dario Franceschini ha nominato con decreto di pochi giorni fa appunto i componenti del consiglio di amministrazione. Oltre a Maria Antonietta Mongiu, ricordiamoci già assessora regionale alla cultura con la giunta guidata da Renato Soru, entrano a far parte dell'organismo Franco Marzatico, 61 anni, alla guida della sovrintendenza dei beni culturali della provincia di Trento, e Luca Giovanni Leoni, 40 anni, giornalista e portavoce del ministro Franceschini. La linea ora Pago, che ci deve dare un messaggio importante. Domanda: ma vi siete già iscritti o no all'associazione Sardegna Rosso Blu? Se non l'avete ancora fatto, andate immediatamente sul sito qua www.sardegnarossoblu.it. 10 euro all'anno, si parla di commercio, cultura e tante altre cose. Avete il 10% di sconto sui partners che trovate appunto sul sito. In qualità di socio onorario non mi resta che dirvi: vi aspetto su sardegnarossoblu.it. A presto e un abbraccio a tutti. Viva la Sardegna, viva l'isola, sempre. Un abbraccio a Pago e proseguiamo il TG parlando di basket. Le parole di Gianmarco Pozzecco alla fine della vittoria conquistata domenica 98-92
in casa contro l'Acqua San Bernardo Cantù. Gianmarco Pozzecco dice: sono molto contento del terzo posto, un girone d'andata in cui è capitato di tutto, fra infortuni, giocatori positivi e la partenza di Tillman. Il successo nell'ultima giornata di andata vale infatti la terza piazza alle spalle di Milano e Brindisi, per cui dall'11 al 14 febbraio al Mediolanum Forum di Assago si disputeranno la Final 8 di Coppa Italia e la Dinamo se la vedrà con Pesaro, allenata da Yasmin Repeja. L'accesso all'appuntamento di Milano era nei piani di società e tecnico, ma il risultato sorprendente è alla luce di tutto quello che i biancoblù hanno affrontato dall'inizio della stagione, dall'infortunio di Pusica, la cui stagione è finita da tempo, a quello di Capitano De Vecchi, che anche lui ha finito di fatto il campionato, all'innesto di Toni Katic, all'addio nelle scorse ore di Justin Tillman, il cui talento non si è mai integrato col progetto tattico di Pozzecco, e di una Dinamo che, in attesa che lui si riprendesse dal Covid, ha trovato equilibri che non lo contemplano. Il banco domenica è sceso in campo con rotazioni cortissime e il timore che una gara equilibrata facesse affiorare la stanchezza dopo il match di Champions di mercoledì a Tenerife. Solito Bilam top scorer con 27 punti, lo straordinario 7 su 9 da 3 di Benzius, autore di 26 punti, hanno permesso a Sassari di indirizzare il match sul binario giusto e gestire il ritorno di Cantuto alla fine della terza frazione e l'inizio dell'ultima. Pozzecco ha dedicato la vittoria al capitano De Vecchi. Ricordiamoci che la stagione ormai è terminata, la risonanza magnetica infatti ha evidenziato la rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro, quindi l'accertamento ha confermato la gravità dell'infortunio per il capitano occorso in Spagna nel match contro Tenerife. Proprio per questo anche la società ha scritto un comunicato dicendo che a Jack, bandiera di questo club e protagonista di tante sfide, i migliori auguri di una pronta guarigione, con la speranza di ritrovare presto in campo il nostro capitano. E gli auguri di una pronta guarigione Jack De Vecchi anche da parte nostra, da parte dell'associazione Sardegna Rossoblu. Ti giro su blu che proseguiamo e concludiamo con notizie di calcio, perché il Cagliari purtroppo, i dati lo confermano, è la seconda squadra più in crisi del campionato. L'abbiamo visto anche ieri in occasione della trasmissione 11+1 Rossoblu. Non vince dal 7 novembre, non sa più nemmeno pareggiare. Sono 4 le sconfitte consecutive, solo il Parma ha fatto peggio dopo il KO con la Lazio, che ha allungato la striscia negativa a quota 5. Il Crotone, ultimo in classifica, è solo a 3 sconfitte di fila, perché prima di Natale ha battuto proprio il Parma. L'ultimo punto conquistato dai rossoblù è stato quello del 20 dicembre scorso contro l'Udinese. Settimana corta, perché il prossimo impegno, ricordiamoci, è dopodomani, giovedì sera, in Coppa con l'Atalanta. Turnover necessario perché la priorità è ovviamente il campionato. E poi 2 partite decisive per il Cagliari e per Di Francesco. Contro la Fiorentina la squadra non è stata disastrosa, ma la preoccupazione è proprio quella, una sorta di blocco che impedisce alla squadra di far bene, di magari di vincere, anche quando le condizioni e il valore degli avversari lo consentono. E, seppur in maniera diversa, quello che è successo già con il Benevento e poi contro i Viola. Per il momento il mister rimane in sella, il presidente e la società potrebbe decidere di cambiare idea solo nel caso in cui dovesse rendersi conto che squadra e allenatore vanno in direzioni diverse. Altrimenti fiducia sino alla partita col Genoa, un vero e proprio spareggio al Marassi sarà l'occasione per fare il punto della situazione, visto che con quella gara si chiude il girone d'andata. In mezzo si giocherà lunedì notte alla Sardegna Arena, c'è il Milan, sfida quasi impossibile, a rischio per Di Francesco solo in caso di imbarcata. Poi c'è il Genoa, che anche quella è importante come partita, perché il Grifone ha agganciato il Cagliari a quota 14. Per le due rossoblù c'è comunque poco da ridere e poco da fare calcoli, sono quartultime a 2 lunghezze dalla terzultima e dalla penultima, ovvero Torino e appunto il Parma. Il tecnico a fine gara ha detto che è preoccupato per la situazione, cercando di trovare le soluzioni giuste. Dice: ci teniamo stretti la prova della squadra, anche se non è stata sufficiente per ottenere punti. Dobbiamo renderci conto che questa non è la classifica che meritiamo, dispiace non portare a casa niente, anche per il lavoro fatto durante la settimana. È anche una questione mentale, secondo Di Francesco. La paura fa parte del gioco, va affrontata e condivisa, dobbiamo uscirne tutti insieme, con la paura addosso non si va da nessuna parte. Devo dire che la prestazione è stata all'altezza, la Fiorentina ha avuto un paio di occasioni, ma il gol è nato dalla palla persa da noi e non meritavamo questa sconfitta.
In conclusione, ricordiamoci che c'è anche il mercato, sembra fatta per lo scambio Faragò-Calabresi col Bologna, il giocatore in arrivo è un centrale che si può adattare anche da esterno destro. L'anno scorso era in Francia, 21 presenze e un gol, ma Mihajlovic non l'ha mai visto in campo. Solo un'apparizione in questa stagione, appena 19 minuti contro l'Udinese. Bene, era questa l'ultima notizia del TG di oggi. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi do appuntamento alle prossime edizioni. Buon martedì a tutti.